cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956. Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo podcast è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Esistono migliaia di fotografie di personaggi famosi in visita a Cortina d'Ampezzo. Molte sono in bianco e nero, scattate negli anni 50 e 60, e raccontano di un periodo in cui queste montagne erano già diventate un palcoscenico internazionale. Lungo Corso Italia, nello struscio quotidiano tra la cooperativa, la chiesa e il posta, passeggiavano attori, scrittori, politici, imprenditori e teste coronate. Si incrociavano nomi del calibro di Sofia Loren, Claudia Cardinale e Marcello Mastroianni, star hollywoodiane come Audrey Hepburn, Liz Taylor e Richard Burton, idoli dello sport come Eugenio Monti, il rosso volante dello sci e del bob. Tra gli scatti c'è anche un giovane Giulio Andreotti, già ministro delle finanze. Molte di queste immagini sono davvero bellissime e oggi si possono ritrovare anche online, all'interno del progetto Accadde a Cortina. Un archivio vivo che non si limita a raccogliere fotografie, ma le riporta nei luoghi in cui tutto ha preso forma. Accadde a Cortina è il primo museo open air e diffuso della letteratura delle Dolomiti. Un percorso di segnaletica letteraria, culturale e turistica che attraversa la Valle d'Ampezzo e le Dolomiti, patrimonio UNESCO, e invita a camminare nel tempo oltre che nello spazio. Attraverso pannelli, testi e contenuti interattivi, il progetto restituisce voce a scrittori, libri, incontri e passaggi che hanno segnato questi luoghi. Un'eredità pensata per durare, ben oltre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A raccontarci come è nato questo progetto e che tipo di lavoro c'è stato dietro la raccolta delle immagini è Francesco Chiamulera, ideatore e responsabile di Una montagna di libri, la storica festa della letteratura di Cortina d'Ampezzo. Accadde a Cortina è stato per noi il tentativo riuscito di restituire almeno un pezzo della storia letteraria di Cortina d'Ampezzo a tutti coloro che Cortina vogliono viverla. Ai residenti, agli ampezzani e cortinesi, ai villeggianti che secondo una tradizione antica e molto celebrata nel giornalismo e nella letteratura passavano tempo lunghissimo a Cortina durante le loro estati e i loro inverni, e poi ai turisti e ai visitatori occasionali, a chi passa di qua un giorno per un caso e vuole capire che cosa c'era in un certo luogo di scritto di quel luogo, chi uomini o donne, ha deciso di dedicare delle righe della propria riflessione a uno scorcio di bosco, a un prato, a un sentiero dolomitico o anche a una immagine molto sociologica e variopinta di vacanzieri a loro volta che camminavano e passeggiavano lungo il Corso Italia e che hanno dato la stura a infinite caratterizzazioni. Ecco, Accadde a Cortina era il tentativo di far sì che tutte queste memorie letterarie fantastiche della Valle d'Ampezzo e delle Dolomiti non andassero perdute. Le fotografie sono quelle, nel nostro caso, degli scrittori, però non solo. Cortina è stata immortalata dagli scatti, tanto per dire, di un mitico fotocronista, Gian Colombo, quando seguiva Brigitte Bardot tra le nevi. È entrata in un'immagine che è diventata un po' un'icona, Clark Gable che guarda l'orologio sotto alla facciata del Miramonti decidendo cosa avrebbe fatto della sua giornata in Ampezzo. È l'immagine di Dino Buzzati sul cima della Croda da Lago con sotto tutte le montagne, o infine sono gli scatti di Lorenzo Capellini che Lorenzo dedicò a Goffredo Parise sulle piste della Tofana, proprio di fronte alla sua bella casetta con i tetti pendenti. Gli scrittori da Petrarca in giù abitano sempre in case piuttosto piccole. Una delle belle cose è ritrovare l'intimità di coloro che hanno bisogno di poco spazio per costruire una cosa che si chiami casa. Ecco, le case di Cortina, oltre che le montagne, hanno il loro spazio in questa iconologia, si può chiamarla così? Tra tutte queste immagini, però, ce n'è una che colpisce più delle altre. Ritrae una coppia di profilo. Alle loro spalle, le Dolomiti innevate, illuminate dal sole. Lei è minuta,
Ha i capelli corti e uno sguardo vivace. Guarda lui con un'aria sospesa, quasi assorta. Lui è alto, massiccio, la pelle abbronzata, i capelli impomatati. La tiene stretta in un abbraccio sicuro. Non sono due semplici turisti. Lei si chiama Mary Welsh ed è la quarta e ultima moglie di uno degli scrittori più celebri del Novecento. Lui è Ernest Hemingway, premio Nobel per la letteratura nel 1954. Hemingway conosce il Veneto fin da giovanissimo. Nato a Oak Park, in Illinois, il 21 luglio del 1899, arriva in Italia poco più che diciottenne, durante la Prima Guerra Mondiale, come volontario al servizio dell'esercito. È sul fronte del Piave che trascorre 3 inverni dei suoi 20 anni, ed è anche da quell'esperienza che nascerà, qualche anno più tardi, uno dei suoi romanzi più celebri, Addio alle armi. Hemingway è un uomo dal carattere irruento, innamorato delle emozioni forti. Caccia, pesca d'altura, safari, corride. Ama il buon vino, ama le donne, ama mettersi alla prova. La critica lo ha spesso definito un culture hero. Un'espressione difficile da tradurre, ma che dice molto di lui. Nei suoi libri il protagonista è quasi sempre una figura che gli somiglia, un uomo duro all'esterno ma attraversato da una sensibilità profonda. Un tender, tough guy, un duro sentimentale che si sente davvero vivo solo quando si espone al rischio. Un profilo così riconoscibile che, commentando il Nobel, il Times lo definirà addirittura il Tarzan della letteratura. Un uomo con passioni così accese non poteva che innamorarsi anche del cibo italiano. A raccontarci cosa amava mangiare è la stessa Rachele, nel libro intervista curato da Franco Wolkan. Dopo aver soggiornato più volte all'Hotel Bellevue e all'Hotel Concordia, Hemingway aveva scelto di fermarsi in una casa privata, in località Donea, poco distante da Salieto. Ed è lì che le loro storie si incrociano ancora più da vicino. Rachele, di Hemingway, era vicina di casa. Hemingway abitava poco lontano da qui, anzi proprio qui dietro, in una casa che poi è stata venduta e trasformata. Si chiamava Villa Aprile, l'ha tenuta in affitto per circa 2 anni, nel 48 e nel 49. Stava molto di più a Venezia, al Torcello, e qui veniva soprattutto d'inverno, e comunque quando l'hotel Posta era aperto, visto la sua abitudine a frequentarne i bar. Passava spesso accanto a casa mia, camminando nella neve. A volte si divertiva a scendere con lo slittino insieme ad altri. Andava solitamente alla casa di Tiziano, il ristorante dove ho saputo che gli preparavano apposta il baccalà alla veneta, di cui era ghiotto. Capitava che si fermasse a chiacchierare con me, e io non sapevo l'inglese e lui poco l'italiano, e quindi risultava assai difficile comunicare se non per gesti o poche semplici parole note. Venezia per Hemingway non era solo paesaggio e silenzio, era anche sapore. Una cucina essenziale, fatta di ciò che c'era: pesce, avanzi, gesti antichi. Tra i suoi simboli c'è la frittola, dolce popolare nato per non sprecare nulla, preparato con frammenti di impasto, uvetta e pinoli, fritto e venduto per strada soprattutto nei mesi invernali. Era il dolce dei veneziani, quello che si mangiava camminando, parlando affacciati all'acqua. È facile immaginare che Hemingway, così attratto dai sapori diretti e sinceri, trovasse in questa cucina qualcosa di familiare. Da qui il passo verso la laguna aperta è breve, verso la caccia, verso Caorle, verso quei sapori forti che amava di più, la selvaggina e il pescato. A Caorle, un borgo di pescatori dalla storia millenaria, oggi vivace e frequentatissima località balneare, faceva frequenti incursioni, come ospite del nobile Raimondo Nanuc Franchetti, figlio di uno dei più importanti esploratori italiani di inizio Novecento. Tra le sue passioni c'era anche la caccia in botte alle anatre, lunghe giornate d'attesa tra acqua e silenzio. Questi gusti, queste abitudini, non arrivano a noi solo dai libri o dai racconti ufficiali. Rachele li conosceva attraverso le storie che circolavano tra le persone di casa,
tra chi cucinava davvero per lui. Maria Toscani abitava qui sopra ed era la cuoca di Villa Aprile a San Vito di Hemingway. Mi raccontava che quando Hemingway andava in valle nella laguna veneta, ritornava sempre con pesce e cacciagione ed era costretta, da non si sa quale ricetta dello scrittore, a frullarli insieme per dei giorni. La poveretta era letteralmente schifata al solo odore di quell'intruglio tremendo. Sul carattere di Hemingway ha qualcosa da raccontare anche Mina Buscicchio Balsamo, la nipote di Rachele che abbiamo già incontrato in questo podcast. Hemingway frequentava anche lui questa casa ed era molto amichevole con i bimbi, i ragazzi del villaggio. Qui eravamo circa un 7-8 ragazzini, 5, 6, 7, 8 anni così. E ci invitavano spesso lui e la moglie a casa loro, ci facevano delle belle merende, pomeriggio, così. E poi un giorno mi ha chiesto se io sciavo, ho detto sì, vengo anch'io con te. E siamo andati a sciare nei prati qui vicino a casa mia e ovviamente si saliva su a piedi facendo scaletta con gli sci e poi si scendeva per un breve tratto. E queste sono state le mie sciate con Hemingway. Lui che aveva una certa età, io ero bambina, ragazzina, insomma. Me lo ricordo ancora. Poi ovviamente mi è stato ricordato dalla zia che aveva ben memoria di tutto ciò. E che ricordo hai di lui? Ricordo amichevole, nonostante per me fosse un anziano, ma coi bambini ci sapeva fare, con noi ci invitava in 5, 6, 7 bambini, tutti a casa a fare cagnara, perché ovviamente si faceva cagnara a quell'età. E quindi molto amichevole, molto simpatico. Accanto ai grandi nomi della letteratura e ai ricordi legati a Hemingway, c'è un altro filo che attraversa queste storie. Quello della cucina quotidiana, dei gesti tramandati, dei sapori che parlano di un territorio. Per capire meglio quali fossero i dolci tipici del Lampezzo di quegli anni e che cosa rappresentassero nella vita di una famiglia di montagna, ci viene in aiuto Paola Franco, consultrice dell'Accademia Italiana della Cucina e profonda conoscitrice delle tradizioni locali. Rachele ha trascritto ricette che erano tipiche della cucina ampezzana, che poi erano cadute un po' nel dimenticatoio. Cucina ampezzana di dolci ce ne abbiamo tutto sommato un discreto numero, anche se lo zucchero era considerato preziosissimo perché era importato, costoso, ma nelle feste si facevano, anche perché poi c'erano tipici dolci che venivano fatti particolarmente per le feste, quindi per i matrimoni c'era un dolce particolare. Sono ritornati, perché di alcuni si era perso proprio l'uso, lo strudel, mutuato comunque dalla cucina austriaca, lo Zelten, che è un pane dolce con all'interno frutta secca, farina di segale, e veniva fatto tipicamente per le feste natalizie, lo strudel fatto con i semi di papavero, il kuluf invece che è un altro dolce di pasta lievitata, e dolci fritti che di derivazione prevalentemente quello invece della cucina veneziana, tipo quello che noi chiamiamo i carafoi, che hanno un nome tipo sfrappole, cenci, non nomi vari e svariati, ma si trovano in tutta Italia tranquillamente proprio. Questa pasta fritta tipo frittelle di carnevale. Poi pasta lievitata, altro tipo di frittelle importanti qui a Cortina invece era fartalles, che sono fatte con una tecnica particolare perché si fa colare la pasta attraverso un imbuto nell'olio, ma girandola e facendo una specie di spirale di pasta che si gonfia, viene fritta da una parte, rigirata, tirata fuori dall'olio, cosparsa di zucchero, servita appunto con la marmellata. E poi le varie torte, tipo la Linzer torta di grano saraceno, tutte con farine tipiche. Il discorso di avere farine di tipi diversi, quello viene appunto dalla zona austriaca. Hemingway ama profondamente Venezia, al punto di farla diventare lo sfondo di uno dei suoi romanzi più discussi e controversi, Al di là del fiume tra gli alberi, pubblicato nel 1951. Il protagonista è ancora una volta un uomo che gli assomiglia molto, il colonnello Richard Cantwell, un militare segnato dalle stesse guerre, dalle stesse battaglie e dalle stesse ferite di Hemingway. Ferite del corpo, ma soprattutto dell'anima.
Entrambi vivono un'esistenza attraversata dai fantasmi del passato, da ciò che è stato visto e non si riesce più a dimenticare. Già nelle prime pagine del romanzo, Hemingway racconta il viaggio di Cantwell a bordo della sua mitica Buick azzurra, da Trieste a Venezia. La descrizione dei luoghi attraversati è così minuziosa da sembrare una guida d'altri tempi che restituisce un Veneto ormai lontano. Oggi fanno quasi sorridere alcuni suoi appunti di viaggio. Avvicinandosi a Mestre, scrive Hemingway, è come andare a New York la prima volta che ci si andava, quando era splendente, bianca e bella. Uno sguardo innamorato e insieme nostalgico che racconta non solo un luogo, ma un'epoca. Altrettanto poetica la descrizione che ci offre di Venezia vista da Torcello. Guardavano la laguna sferzata dal forte vento freddo che veniva dalle montagne e rendeva nitidi tutti i contorni degli edifici, riducendoli a una precisione geometrica. Non tutti sanno che al di là del fiume tra gli alberi nasce da una relazione reale tanto intensa quanto discussa, quella che legò il 50enne Ernest Hemingway ad Adriana Ivancic, una giovane nobile veneziana di appena 19 anni. Nel romanzo questo legame si riflette nella storia d'amore tra il colonnello Richard Cantwell e Renata Contarini. Da questo libro è stato tratto un unico film, girato a Venezia durante il periodo del Covid. Una città deserta, irreale, che contribuisce a creare un'atmosfera sospesa fuori dal tempo. Richard ha il volto di Liv Schreiber, Renata quello di Matilda De Angelis. I due sembrano muoversi dentro una bolla che galleggia sulla laguna, tra il Canal Grande e calli silenziose, a bordo di un motoscafo riva guidato da lei. La regista Paola Ortiz costruisce il cuore del film attorno a una lunga notte veneziana. La cena ai piedi di un ponte, un caffè e un ballo in piazza San Marco, un giardino quasi fiabesco. Fino alla colazione all'alba sul ponte di Rialto a base di vino rosso e salame. Un'ambientazione potentissima, resa ancora più incisiva dall'assenza di comparse e da una Venezia vuota che invece di togliere aggiunge. E c'è infine una coincidenza che colpisce. Sia Renata nel film sia Rachele Padovan nella vita reale rifiutano un matrimonio. Renata è una Contarini, una stirpe di donne veneziane note per autonomia e cultura. Una casualità forse, ma una di quelle casualità che quando racconti una storia non puoi fare a meno di notare. Se questo racconto vi è piaciuto, non perdetevi il prossimo episodio. Avete ascoltato Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle. Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Mina Buscicchio Balsamo, Paola Franco, Francesco Chiamulera, Marica Rampazzo e al Comune di Cortina d'Ampezzo.